Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Si preannunciano disagi per i cittadini catanesi. Le sigle sindacali UIL, Faisa Cisal, UGL annunciano il sit-in di protesta dei lavoratori MTS in programma mercoledì 8 febbraio. Il 50% delle vetture giornalmente non può effettuare il regolare servizio da rendere ai cittadini catanesi. La mancata revisione alle bombole metano allocate sugli autobus non è stata effettuata periodicamente, denunciano le associazioni. Adesso in provincia di Agrigento, a seguito delle indagini avviate analizzando le telecamere di videosorveglianza, la polizia ha individuato e arrestato gli autori della rapina ai danni del centro scommesse sportive di Palma di Montechiaro, avvenuta lo scorso 11 gennaio. Si tratta di due giovani di 19 e 29 anni che hanno agito armati. Prosegue il confronto tra il governo regionale e quello nazionale sulla vertenza Almaviva. Oggi si è tenuto a Roma al Ministero delle Imprese e del Made in Italy un nuovo incontro con gli assessori regionali al lavoro e alla famiglia, Nuccia Albano, e alle attività produttive Edi Tamaio. Tra i vari argomenti affrontati si è discusso del prolungamento degli ammortizzatori sociali oltre la scadenza del 28 febbraio, gli incentivi all'esodo e l'assorbimento dei lavoratori da parte di altre aziende. Ordine e regole, ritorno alla sacralità e carattere intimo della festa. Sono tante le novità che riguardano i festeggiamenti in onore della patrona di Catania, Sant'Agata, celebrata in città il 5 febbraio. Stamane in Arcivescovado sono state illustrate le nuove procedure di ingresso in cattedrale e il piano di sicurezza. L'arcivescovo Monsignor Luigi Renna e il parroco della cattedrale Monsignor Barbaro Scionti hanno sottolineato la necessità di regole chiare per il corretto svolgimento della festa, che deve essere tra l'altro all'insegna della devozione e della religiosità. E con questa notizia per adesso è tutto, grazie per averci seguito e arrivederci.